La campagna elettorale è appena cominciata e bisognerà vedere insomma quale capacità di mobilitazione che avranno i partiti, le forze che sono in campo rispetto a questa campagna, e non credo che si possano fare le previsioni in immediato. Oggettivamente la condizione della permanenza, insomma, di una forte preoccupazione attorno alla, alla pandemia, insomma, certo non gioca a favore, però io prima di fare previsioni starei insomma un po' attento, insomma. Può darsi che questa campagna elettorale possa avere qualche elemento di interesse significativo fra i cittadini veneti. Io penso di sì, stanno succedendo cose importanti rispetto alle quali è necessario schierarsi, esprimere un punto di vista, e su questo può darsi che ci sia una mobilitazione dell'elettorato. Noi cercheremo di mobilitare al massimo l'elettorato che pensiamo a noi vicino, naturalmente, ma non solo perché, anche perché ci voti, naturalmente, ma anche per dare un senso di validazione democratica all'esito del voto. Noi abbiamo già espresso la nostra posizione al tempo del referendum. Siamo stati praticamente quasi l'unica forza politica che ha fatto una campagna vera per la non partecipazione al voto, contro, diciamo così, la mobilitazione di tutte le forze politiche, non solo della Lega, ma anche del PD, anche degli stessi 5 Stelle. C'è una differenza fra l'autonomia differenziata e l'autonomia, cioè noi pensiamo, credo nel solco di una storia, insomma, anche veneta, del pensiero federalista e autonomista, che nel quadro dell'autonomia vadano privilegiati soprattutto gli istituti di prossimità ai cittadini, i comuni. Purtroppo le province hanno visto ridotta la loro capacità, insomma, ma comunque queste istanze, che non bisogna riprodurre sul livello regionale una centralizzazione, una burocratizzazione sistemica come quella che c'è con l'impianto statalista nazionale. Noi non siamo a difesa dello Stato o degli apparati burocratici dello Stato-nazione. Noi ovviamente che difendiamo la Repubblica e i suoi valori fino in fondo, però riteniamo che ci sia un terreno dell'autonomia, che questa autonomia differenziata, così come viene proposta e così come in parte viene agita, ha una caratteristica, diciamo così, di riproduzione di un modello centralista su scala non più romana ma veneziana. Noi siamo per l'autonomia, ma siamo per l'autonomia dei territori, dei comuni, che chiediamo vengano naturalmente adeguatamente finanziati e forniti di strumento di intervento, perché crediamo che la partecipazione delle comunità locali diciamo così, l'autogoverno, insomma, nella forma più larga possibile delle comunità locali, sia un obiettivo, diciamo, vero e democratico. I costituenti non avevano avevano certamente parlato di autonomia, ma non di autonomia differenziata, così come è stata introdotta con la modifica del titolo quinto, a cui noi naturalmente ci siamo opposti. Io credo che ci sia un problema, il problema è che ci debba essere un maggiore investimento nella sanità, nella scuola, nella formazione, nella tutela dell'ambiente. Non è una questione del Veneto, non riguarda i veneti, riguarda il nostro paese, riguarda l'Europa, è una questione generale, cioè non è che noi viviamo in una bolla chiusa dove non c'è un sistema con cui noi siamo in relazione. Io credo che il punto politico non sia tanto quello di rivendicare quanti soldi ci deve dare lo Stato italiano o meno in base a quella che è la fiscalità di questa regione, che tra l'altro evade 10 miliardi di euro ogni anno tranquillamente senza problemi, ma a prescindere da questo io credo che il punto politico sia quello di chiedere una diversa politica economica sul piano più generale, sul piano europeo e sul piano nazionale, perché quello che ha imposto Italia alla sanità, alla scuola, e ha determinato questo quadro, perché al di là dei successi di Zaia abbiamo avuto comunque nel Veneto dal 2000 al 2020 il taglio di un terzo dei posti in terapia intensiva, tanto per essere chiari, e forse se ce li avevamo magari avevamo anche meno problemi, ma questo, voglio dire, non lo imputo a Zaia, lo imputo a una logica politica e economica che è stata certamente del centrodestra, ma che è stata anche del centrosinistra. Il punto politico è che noi dobbiamo avere una diversa logica delle politiche economiche, perché abbiamo bisogno di investire
ovunque in sanità e istruzione, perché se noi abbiamo una sanità di eccellenza e nel resto delle regioni non c'è una sanità di eccellenza o una sanità adeguata, non è un problema solo delle altre regioni, è un problema anche nostro. Mi pare del tutto evidente che proprio il Covid e quello che è successo durante il Covid e quello che sta succedendo adesso, per cui per poter affrontare questa situazione di crisi anche economica dobbiamo fare ricorso ai finanziamenti europei, ci dice che sostanzialmente la solidarietà interna e la solidarietà a livello europeo sono, come dire, assolutamente necessarie. Le logiche egoistiche che informano molta parte del dibattito sull'autonomismo veneto, non tutto, per carità, perché io so che c'è un filone culturale che proviene ancora da Silvio Trentin e altri anche di matrice cattolica che sui temi dell'autonomia ha sviluppato una grande discussione e anche in parte informato le stesse scelte costituzionali in questo paese, è certo, però resta il fatto che oggi solo una logica di cooperazione e di solidarietà, io naturalmente all'interno della Repubblica, perché il terreno su cui noi ci incontriamo e ci riconosciamo è quello della Repubblica, così come è stata definita dalla nostra Costituzione, ma anche sul piano più ampio della relazione con gli altri paesi. Se la logica è quella di tenersi le risorse per sé, per essere più competitivi con altri, questa è una logica che proprio la situazione che noi viviamo oggi, dai cambiamenti climatici a quello che potrà ancora accadere sul piano appunto delle questioni sanitarie, pandemiche e quant'altro, ci dice che l'unica logica che conta e che può dare risposte è quella della solidarietà e della condivisione. Che questo dibattito, peraltro interessante, mi pare che eluda quelli che sono i problemi principali che noi dobbiamo affrontare oggi e che sono quelli legati ai disastri dei cambiamenti climatici. Ecco, allora veniamo a questo. Mi pare che questo sia un dibattito, adesso scusate, anche sarà importante, anche a me appassiona perché sono, diciamo così, anche interessato alle questioni della Costituzione, eccetera, però mi pare che oggi abbiamo altre priorità, insomma, noi siamo in una regione dove il 20% della popolazione balla attorno alla soglia della povertà assoluta e relativa, aumenterà in maniera molto sensibile con quello che è la crisi che sta venendo avanti, e siamo nel territorio più inquinato d'Europa. A me pare che queste siano le questioni fondamentali in questo momento. Noi abbiamo una classe dirigente di questa regione che con suoi esponenti molto importanti, parlo per esempio dell'amministrazione di Verona, che l'anno scorso ha finanziato un convegno negazionista sui cambiamenti climatici, ma anche personaggi come Marcato e altri sono espressi molte volte parlando di gretini, diciamo così, dei giovani seguaci di Greta. Cioè abbiamo una classe dirigente che è assolutamente, diciamo così, culturalmente e politicamente inadeguata di fronte a quella che è una situazione che io considero tragica, che non ha risposte, non ha avuto risposte. Noi abbiamo, ma questo diciamo adesso, qualcuno dice che è colpa del centrodestra, in realtà centrodestra e centrosinistra su questo piano hanno viaggiato, come dire, sulla stessa bicicletta, consumo di suolo più alto a livello italiano. Abbiamo un'incidenza dei tumori per gli uomini degli età dai 14 ai 50 anni agli apparati riproduttivi, che è più alta di qualsiasi regione europea, e questo è un indice chiaro dell'inquinamento. Siamo quindi in una situazione che, viste appunto l'impatto che hanno già, ma avranno ancora di più e pesantemente nel futuro i cambiamenti climatici, si continua a ragionare che, come in termini sia di politiche economiche sia sulle questioni istituzionali, se tutto fosse come prima. Niente è più come prima, niente potrà più essere come prima, perché il Covid ce l'ha insegnato e i cambiamenti climatici sono qua, perché quello che è successo a Verona, e non cito quello che è successo a Venezia, quello che è successo a Riviera del Brenta, eccetera, perché sarebbe un elenco lunghissimo, dimostra che noi siamo di fronte a una
come dire, condizione che è drammatica e rispetto alla quale il ceto politico, la governance politica, ma non solo politica, anche quella economica di questa regione, che è vissuta, diciamo, su una politica predatoria del territorio e sullo sfruttamento del lavoro, non è in grado assolutamente di dare risposte. Stiamo qua a discutere di autonomia quando abbiamo il problema grandissimo di finalizzare gli investimenti europei, i soldi che non sono venuti dalla Banca Centrale Europea, purtroppo, senza condizionamenti, per poter riprendere in maniera seria, per sollevare le condizioni materiali di milioni di persone, centinaia di migliaia in questa regione. E stiamo a discutere di che cosa? Di qualche miliardo in più, ma qua ce ne vogliono decine di miliardi per andare fuori da questa situazione, ma molti di più ancora. Ci vuole una politica di lungo respiro, una logica strategica. Noi abbiamo nel nostro simbolo non l'autonomia, ma due colori. Uno è il rosso, perché è quello delle battaglie dei diritti sociali che oggi diventano fondamentali, e quell'altro è il verde, perché noi riteniamo che la questione ambientale sia diventata così cogente da assumere un valore, diciamo così, strategico. Cioè non si può ragionare così. E ragionare su queste questioni non può essere ragionare su quello che fanno i veneti o quello che fanno a Bolzano. Deve essere un ragionamento più ampio, dice lei, che va oltre i confini. Almeno europeo.